Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Andiamo subito in diretta a Verona da Francesco Rattai perché è stata annunciata una mobilitazione per chiedere chiarezza sulla vicenda che ha coinvolto alcuni agenti di polizia della Questura che sono stati indagati per maltrattamenti nei confronti di detenuti. Sentiamo subito i dettagli da Francesco Rattai, collegato in diretta. A te, Francesco. Sì, buongiorno da Verona, siamo sul Lungadige Galtarossa di fronte alla Questura di Verona. Con me Oreste Veronesi, uno degli attivisti che oggi ha convocato una conferenza stampa per annunciare la manifestazione del 24 di giugno dopo i fatti degli arresti dei poliziotti. Perché questa manifestazione il 24 giugno? Crediamo che sia importante come società civile ribadire alcuni concetti di base rispetto a quello che è successo. È vero che le indagini sono ancora in corso e che quindi i fatti sono, come dire, da accertare, ma quello che si è messo in luce con le indagini che stanno proseguendo sono delle pratiche di violenza e di abuso che come attivisti abbiamo anche già denunciato in passato davanti proprio a questa questura l'anno scorso, ovvero pratiche che inducono persone non solo migranti o senza fissa dimora, come sono state, pare, maltrattate durante quest'ultimo anno e stanno emergendo dalle indagini, ma qualsiasi cittadino che viene fermato, a cui viene chiesto un documento, in cui la dinamica diventa poi un po' concitata e finisce per caso in questura, e in questura non si sa bene cosa succede. Non si sa bene cosa succede perché chi ci controlla e ha dei poteri molto più grandi, giustamente in qualche modo, di noi, non è a sua volta controllato né da un ente terzo né da un numero identificativo, una body cam. Il fatto che ad esempio le indagini sugli agenti siano condotte dalla questura e non da un ente indipendente ci dice molto su come e cosa può uscire da queste indagini. Però anche questa mattina, come dire, alcuni attivisti stavano facendo un monitoraggio su una situazione delle code a cui sono soggetti i migranti nella richiesta dei loro documenti e un agente gli ha chiesto i documenti. Alla richiesta del perché chiedere i documenti, la gente ha ribadito il fatto che voleva identificarli. Questi attivisti non volevano essere identificati perché non ritenevano necessaria un'operazione di intimidazione come quella e la gente, ovviamente preso un po' allo sprovvisto, ha detto: io chiamo le volanti, vi denuncio per resistenza pubblico ufficiale. Queste sono dinamiche che si riscontrano tutti i giorni e a cui siamo soggetti. Generalmente siamo abituati ad essere identificati, ma la domanda che ci poniamo è perché essere identificati? I ragazzini che vengono identificati davanti alle scale della Gran Guardia, che hanno 15 anni, perché a 15 anni io devo essere identificato perché sto usando uno spazio pubblico? Cosa poi succede negli spazi della questura? È tutto da vedere e da sapere. Quello che sappiamo è che ci sono delle indagini in corso su più di 20 agenti per lesioni, maltrattamento, reati di tortura e abuso di ufficio, e sappiamo che nella nostra storia recente purtroppo troppe persone sono morte o sono state malmenate dentro agli uffici di istituzioni pubbliche che non hanno nessun controllo reale. Ecco, nei cartelli che vedete anche alle nostre spalle si parla di basta abusi, rispetto e cura, basta attese infinite. Insomma, voi chiedete che ci sia più chiarezza. Noi chiediamo essenzialmente alcune questioni politiche. Da una parte di controllo delle forze dell'ordine, appunto dicevamo body cam, numeri identificativi, una commissione indipendente sulle denunce, ma anche un'idea diversa di come le forze dell'ordine debbono operare. Il territorio, gli spazi che noi attraversiamo sono degli spazi che sono stati azzerati da un punto di vista sociale, le istituzioni sono scomparse, mancano i servizi, le persone si sono impoverite. Di fronte a questo impoverimento, che produce anche chiaramente atti di microcriminalità, le istituzioni rispondono mandando la polizia, e quello che succede quando mandano la polizia è chiaramente una gestione inefficiente di queste dinamiche, e quindi le persone, come stanno venendo fuori dalle indagini, migranti e senza fissa dimora, ovvero le più indifese di questa società, finiscono poi in questura, al posto di finire in percorsi di inclusione, di supporto psicologico, di supporto economico. Ecco, bene, il 24 quindi una manifestazione, ancora da stabilire il punto di ritrovo, il percorso, ma questo emergerà nei prossimi giorni. Io ringrazio Oreste Veronesi per la partecipazione e restituisco la linea allo studio. Grazie Francesco Rattai. Ovviamente bisognerà aspettare la conclusione delle indagini. Diamo sempre la parola a tutti, anche abbiamo dato la parola più volte ai centri sociali. Ricordiamo che spesso gli agenti di polizia e carabinieri sono a loro volta vittime di insulti, di improperi, di tafferugli in cui
a volte rimangono contusi, per cui in questa vicenda del carcere di Verona, molto grave per come è stata raccontata e per le prove che sarebbero schiaccianti, bisogna comunque aspettare la fine delle indagini. Ritorniamo a Rossano Veneto per la morte di una bimba di appena 5 mesi, purtroppo ha perso la vita mentre dormiva sul lettone con i genitori e il fratellino. Il dramma è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. Il fiocco rosa appeso sulla porta d'ingresso, il lenzuolino della culla di Meghan steso al sole, immagini di una vita normale, di una famiglia serena, sconvolta ora da una tragedia troppo grande da accettare. Oggi c'è un silenzio quasi irreale attorno a questa villetta di via Cartiera a Rossano Veneto. Al campanello di casa non risponde nessuno, troppo forte il dolore, non c'è più nemmeno la forza di parlare. Il dramma si è consumato nella notte, intorno all'1:30. Meghan, nata a gennaio a San Bassiano, stava dormendo nel lettone con i genitori e il fratellino di 6 anni. All'improvviso il malore. Il papà, Daniel, 30 anni, e la mamma, Irina, 24, si sono accorti che qualcosa non andava, che la loro Meghan, 5 mesi, non stava bene. Subito hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del SUEM 118 che hanno tentato di salvarla per quasi un'ora. La rianimazione cardiopolmonare è stata però inutile e alla fine è stato constatato il decesso. Le cause della morte sarebbero riconducibili a un arresto cardiaco, ma con ogni probabilità la Procura della Repubblica disporrà l'autopsia per fare chiarezza sul decesso della piccola Meghan, mentre i carabinieri avvieranno gli accertamenti del caso perché vengano chiariti tutti gli aspetti di una tragedia che nessuno si aspettava. Un dolore immenso per la famiglia Neculai, che prima di trasferirsi nel 2020 a Rossano Veneto viveva a Tezze sul Brenta. La notizia della tragica scomparsa della bambina si è diffusa rapidamente in paese, destando grande sconcerto. È una tragedia immensa, è un dolore che non potrà che non lasciare cicatrici. E siamo vicini alla famiglia per qualsiasi cosa abbiano bisogno e prego anche la nostra comunità, che si è sempre dimostrata generosa e attenta, di essere vicini a questi giovanissimi genitori. Adesso vediamo un'altra vicenda che riguarda dei bambini malati. Vediamo il titolo del Gazzettino su questa storia, una brutta storia. Team for Children, 187.000 euro per i bimbi malati usati per compere personali. La presidente Chiara Girello davanti al giudice ci racconta tutto. Valentina Visentin. Chiara Girello Azzena, la fondatrice e presidente della Onlus Team for Children, che raccoglie fondi per i bambini dell'oncoematologia pediatrica, rischia il processo. Il pubblico ministero Sergio Dini ha chiesto il rinvio a giudizio nell'ambito dell'indagine che la vede accusata di aver utilizzato per spese personali 187.000 euro destinati invece proprio ai piccoli pazienti oncologici. Girello Azzena, accusata di appropriazione indebita e truffa ai danni dell'INPS, si è sempre proclamata innocente ed è rimasta alla guida della Onlus. Il prossimo 28 settembre dovrà comparire davanti al giudice per l'udienza preliminare. L'indagine è partita dopo un esposto in procura. I soldi che la donna avrebbe utilizzato risalgono a donazioni o a vendita di gadget benefici avvenute tra il marzo e il settembre del 2020. Soldi spesi per rimborsi spese, viaggi o spese alimentari, che però dice di aver destinato a famiglie bisognose. Alla 64enne viene contestata anche una truffa ai danni dell'INPS. Chiara Girello Azzena avrebbe presentato una richiesta di cassa integrazione per 2 dipendenti durante l'emergenza Covid, ma le donne sarebbero state regolarmente al lavoro. Attualmente l'associazione Team for Children, su ordine del giudice per le indagini preliminari, è stata affiancata da un curatore speciale. Adesso vediamo a che punto sono le indagini sulla morte di Anica Panfile, la donna che era stata ritrovata morta sul Greto del Piave, indagato per omicidio l'ex datore di lavoro Franco Battaglia.
Dopo la villetta di via Europa d'Arcade, i carabinieri del RIS hanno passato a setaccio le auto di Franco Battaggia che si trovano sotto sequestro e a disposizione dei carabinieri, la Mercedes rossa ma soprattutto il pick-up che secondo la ricostruzione della procura potrebbe aver trasportato il corpo esanime di Anica Panfile, la 31enne trovata morta sul greto del Piave a Spresiano il 21 maggio. Anche nelle ultime ore tra i sedili e i bagagliai si sono cercate tracce del passaggio della donna, ex dipendente nella pescheria di Battaggia e collaboratrice nell'abitazione del 76enne, unico indagato al momento per la fine di Anica. I due si sarebbero visti poco prima della scomparsa della 31enne con Battaggia che, così come riferito nella prima ora, era andato a prenderla in macchina all'Istra di Treviso e l'aveva portata ad Arcade anche per consegnarle la dichiarazione fiscale del periodo lavorativo svolto in pescheria, una richiesta espressa della donna. Proprio della documentazione alla ricerca di riscontri oggettivi sarebbe stata prelevata dai carabinieri nell'attività alle porte di Spresiano, che continua a rimanere aperta. Battaggia, nei confronti del quale non c'è nessuna misura restrittiva, sarà sentito nuovamente dagli inquirenti nella giornata di lunedì. Alcune sue dichiarazioni non tornano, ma soprattutto deve essere fatta chiarezza su quanto riferito dall'uomo, ovvero che Anica dovesse incontrare di lì a poco una terza persona. Quanto ai rilievi della RIS tramite Luminol ci vorrà del tempo. Quello che è certo è che eventuali tracce di sangue, pure lavato o rimosso, possono essere individuate anche dopo parecchie settimane. Analisi sono inoltre previste sui mezzi in dotazione alla pescheria. È stato sentito dagli agenti della stradale il 37enne autista del camion che ieri ha investito e ucciso un'anziana a Polverara nel Padovano. Rischia di essere indagato per omicidio stradale. Il pubblico ministero ha dato il nulla osta alla riconsegna della salma ai familiari che potranno organizzare i funerali di Silvana Pittarello, l'anziana di Polverara che ieri è stata investita e uccisa da un camion in retromarcia mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L'81enne aveva parcheggiato l'auto e stava andando dal medico. Il conducente del camion frigo che l'ha investita è un 37enne residente a Rubano, sentito subito dopo la tragedia dagli agenti della polizia stradale. L'uomo disperato per quanto è accaduto è anche stato sottoposto agli accertamenti di rito per appurare le sue condizioni psicofisiche al momento dell'incidente. Nonostante lo shock per quanto accaduto si è dimostrato collaborativo, ora rischia di essere indagato per omicidio stradale. Ha raccontato di non aver proprio visto l'anziana signora che stava attraversando. La velocità del camion era minima, ma dagli specchietti retrovisori non ha notato l'81enne. La vittima, Silvana Pittarello, è morta sul colpo. Era molto conosciuta a Polverara perché per anni aveva gestito il negozio di ortofrutta del paese. Un destino tragico il suo. All'età di 7 anni aveva perso una gamba dopo essere stata investita sempre da un camion vicino alla chiesa di Polverara, proprio a 100 metri di distanza da dove ieri ha perso la vita investita da un altro mezzo pesante. E vale la pena spendere due parole sui 5 youtuber che a bordo di un SUV a Roma hanno investito una Smart schiacciandola e uccidendo una bambina di 5 anni che era in questa macchina con la mamma e la sorellina. A bordo di questo SUV c'erano 5 youtuber che avevano lanciato una sfida, stare su questo SUV diverse giornate, mi pare una cinquantina di ore, per poi postare questi video e avere migliaia di like e quindi guadagnarci. A questo siamo arrivati, a dei matti su un SUV che fanno i filmini facendo sorpassi azzardati, correndo a 200 all'ora e provocando delle stragi. Questo è anzi era quello al volante, questo è il signore che era al volante. Come si comportano i ragazzi con una macchina di lusso, ha postato qualcuno. Sono delle persone assolutamente inaffidabili che guidano ad altissima velocità, che cercano di realizzare video emotivamente molto forti, combinando poi quello che hanno combinato purtroppo a Roma. La vittima è una bambina di 5 anni e i responsabili sono questi svitati. C'è stata una raffica di incidenti nella Marca, purtroppo davvero tantissimi incidenti gravi, mortali sulla Treviso Mare abbiamo visto nei giorni scorsi. In questo caso 3 feriti gravi, notata di superlavoro per SUEM e forze dell'ordine. Vediamo.
È un bilancio pesante quello dell'ennesima nottata di incidenti nella Marca trevigiana, tra gli uomini in gravi condizioni ricoverati al Cafoncello, rimasti feriti in altrettanti sinistri. Il primo schianto qualche minuto prima delle 21 a San Biagio di Callalta, all'incrocio tra via Bredariol e via Marietti. Un 19enne motociclista ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada, portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Alle 22:30 circa a Vidori in via Rovere, altro schianto, coinvolto un 32enne montebellunese. L'uomo si trovava al volante della sua autovettura, una Fiat Uno, che per cause in corso di accertamento è fuoriuscita autonomamente dalla careggiata, terminando la sua corsa in un fosso nel tratto che scende a livello del ruscello Teva. L'auto avrebbe abbattuto un segnale stradale per poi sprofondare nella vegetazione. Intervenuti per i rilievi di legge e i soccorsi all'automobilista anche i militari dell'Arma. Il 32enne, accompagnato in elicottero all'ospedale di Treviso, è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Poco dopo le 23, altro incidente nel cuore di Fontanelle, nella centrale via Roma. Un motociclista di 54 anni si è scontrato con un'auto ed è finito rovinosamente sull'asfalto. Anche lui è a Treviso in condizioni serie. E anche a Bassano un incidente stradale che ha bloccato, paralizzato il traffico, coinvolte addirittura 5 mezzi, vediamo, coinvolti 5 mezzi. Paura, danni, feriti e traffico impazzito a Bassano a causa di un incidente avvenuto questa mattina a Campese, dove si sono scontrati 5 mezzi. Lo schianto si è verificato poco dopo le 8 in piena ora di punta all'incrocio fra la provinciale 73 e via della Resistenza, coinvolgendo 4 auto e un furgone. La dinamica, come pure eventuali responsabilità, è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale del Bassanese, subito intervenuti sul posto. Il bilancio al momento è di 3 feriti portati al San Bassiano per le cure del caso. Secondo le prime informazioni, nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Una persona è però stata estratta dalle lamiere della sua auto dai vigili del fuoco di Bassano. Durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati, la provinciale è andata in tilt e si sono create lunghe colonne di auto e camion in entrambe le direzioni. A complicare ulteriormente la situazione sono i lavori in Val Sugana, sull'altra sponda del Brenta, che comportano da giorni una deviazione sulla provinciale all'altezza del ponte di Campolongo. Centinaia di mezzi pesanti e veicoli si sono così trovati letteralmente incastrati questa mattina, dato che lo svincolo di via della Resistenza è utilizzato per reimmettere il traffico sulla Val Sugana a Valle del Cantiere. A Campese sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Bassano. L'intera area è rimasta bloccata per ore con ripercussioni molto pesanti per la viabilità bassanese e per i residenti. L'allarme è rientrato in tarda mattinata, ma ancora una volta un incidente ha dimostrato la fragilità del sistema viario locale, che dal primo intoppo si trasforma in un caos di tir e macchine in grado di assediare letteralmente i paesi della valle. Adesso allo sconcertante incidente di cui è rimasto vittima un 50enne, Gastone Feltrin, che percorreva giorni fa la Treviso Mare, è stato decapitato da un cavo che è volato via sospinto dal vento durante un nubifragio. È indagato per omicidio colposo l'agricoltore proprietario del cavo. Sentiamo Cristian Arboit. Questo è il macchinario dal quale si è staccato il cavo che ha strangolato, uccidendolo, Gastone Feltrin, l'imprenditore 64enne di Vaglio, morto domenica pomeriggio sulla Treviso Mare mentre era in sella alla sua motocicletta. L'uomo si è ritrovato il filo all'altezza del collo e non ha avuto alcuno scampo. Una fine atroce e assurda per la quale si trova ora indagato un agricoltore 60enne della zona. Omicidio colposo e omissione di soccorso le ipotesi di reato. Era lui alla guida del trattore su cui si trovavano installate le 6 bobine, ognuna con un cavo di nylon da 1000 metri. Questo è un macchinario che viene impiegato nella coltivazione della vite e serve a legare, diciamo, in quota le viti, ma in realtà sono delle bobine che si svolgono in successione e qualora, come in questo caso, accidentalmente avvenga questa disvolgitura, o come altrimenti si dice, in realtà il filo sta per terra, non è mai in quota. Un'anomalia quindi sulla quale occorrerà fare piena luce con l'agricoltore che non si sarebbe accorto di nulla finché un automobilista non ha suonato il clacson avvertendolo del cavo che stava perdendo. Quando si è visto
di aver disperso del filo a distanza di 300-400 metri da Treviso Mare, è tornato indietro per tentare di recuperarlo. Quando è arrivato alla Treviso Mare il sinistro era già caduto e già era presente l'ambulanza. È rimasto sotto shock, credo che sia una reazione umanamente comprensibile. Io ritengo che non vi sia stata nessuna missione di soccorso, atteso che i soccorsi erano già in atto. Sull'ipotesi dell'omicidio colposo ritengo che si sia trattato di un evento, come ho detto prima, imprevisto ed imprevedibile. La mattina dopo, lunedì, è stato lo stesso agricoltore a mettersi a disposizione della magistratura, sottolinea la difesa, per cui va considerata anche un'altra variabile. Un fortissimo temporale, un vento altrettanto forte, lui non si è accorto minimamente che questo filo che aveva accidentalmente disperso e della quale non si era avveduto aveva in qualche modo, con modalità inspiegabili, costituito un ostacolo per il traffico sulla Treviso Mare. Non aprite la porta dei estranei, anche quando vestono uniformi di carabinieri o di poliziotti. Chiedete sempre i documenti, non aprite comunque, perché non si presentano agenti di polizia per motivi stravaganti come quelli che hanno riscontrato due anziani a Conegliano che hanno aperto e sono stati derubati. Vediamo. Si sono presentati davanti alla porta di casa dei due anziani vestiti con una divisa molto simile a quella d'ordinanza e mascherine a coprire naso e bocca. Un piano studiato e organizzato nei dettagli, quello messo a punto da due malviventi. Era l'ora di pranzo quando i due hanno suonato a casa della coppia di anziani di 84 e di 85 anni. Fingendosi forze dell'ordine, i proprietari hanno detto che c'era il rischio che potesse verificarsi un'esplosione a causa dell'entrata di gas nelle tubature dell'acquedotto. Gli anziani, allarmati, hanno seguito le direttive dei finti poliziotti. In questo modo i ladri sono entrati in casa e con una scusa hanno fatto svuotare la cassaforte. Al suo interno soldi, orologi di valore e gioielli per un ammontare di circa 60.000 euro. Dopo essersi impossessati del bottino, i finti poliziotti sono fuggiti a bordo di un'auto. I coniugi, dopo essersi resi conto di essere stati truffati, hanno sporto denuncia. Sono in corso le indagini da parte della polizia per risalire all'identità dei due malviventi. Continue e pesantissime le minacce alla sua ex compagna. Una 53enne di Oderzo è stato condannato per stalking e violenza privata. Inviava alla sua ex compagna messaggi e lunghe mail di minacce di morte, oltre a numerosi insulti. Non preoccuparti, le scriveva l'uomo, io ne sono capace. Una storia la loro finita da tempo, ma non per il 53enne di Oderzo, che non voleva rassegnarsi. Nell'aprile del 2022 questa persona, che era appunto l'ex convivente, una convivenza cessata molto tempo addietro, aveva inviato delle mail in cui veniva rappresentato il desiderio e il pensiero di uccidere questa donna, in cui appunto veniva rappresentato il fatto che questa persona sarebbe stato in grado di ucciderla per un sentimento di odio, di rabbia. Esasperata la donna, che dall'uomo aveva avuto 2 figli, tanto da denunciare la situazione ai carabinieri. Per lei era scattato il codice rosso per le vittime di violenza. È scattato il codice rosso, è stata sentita dai carabinieri, sono state poi fatte delle indagini e poi la procura ha attivato immediatamente una richiesta di emissione di misura cautelare personale nei confronti di questa persona, che tra l'altro era già attinta da un precedente specifico nel 2017 e aveva anche un precedente ammonimento, divieto di avvicinamento. Ecco. Ti ucciderò, le aveva scritto nelle mail. Poi frasi come sarà un esempio per tutte le altre coppie. Non solo, il 53enne aveva addirittura detto al pubblico ministero: voglio che il nostro caso sia un paradigma, qualche cosa di cui tutti dovranno parlare e a lungo. I fatti risalgono ad aprile dello scorso anno. La coppia, fra l'altro, lavora nella stessa azienda metalmeccanica, ovviamente in turni diversi, ma la vittima era terrorizzata. Una situazione di ansia, di preoccupazione, che queste condotte, queste idee, questi propositi di uccidere venissero poi attuati. Oggi è arrivata in tribunale a Treviso la condanna in primo grado a 2 anni e 2 mesi per stalking.
Servizio di Daniela Sizzia, apriamo la pagina della politica perché è in corso una conferenza stampa di Antonio Tajani che è stato indicato come nuovo presidente di Forza Italia. Sentiamo se riusciamo a sentire alcune dichiarazioni, vediamo. Del 2024 che ci vedranno tutti fortemente impegnati con liste competitive, così come aveva pensato di fare il nostro leader. Ma naturalmente per realizzare tutti questi obiettivi politici dobbiamo far sì che il nostro movimento politico abbia una struttura che rispetti il nostro statuto. Quindi rispettare l'articolo 19 che purtroppo prevede cosa si deve fare in caso di impedimento del Presidente. Giovedì prossimo si riunirà il Comitato di Presidenza del nostro movimento politico. E questo era Antonio Tajani durante la conferenza stampa. Andiamo a Vicenza, restiamo sulla politica perché vediamo chi sono i nuovi assessori chiamati a governare Vicenza per i prossimi 5 anni nella giunta che è stata annunciata ieri dal nuovo sindaco Giacomo Possamai. Vediamo. Tutti i volti della giunta di Vicenza. Era già molto previsto, pochi colpi di scena. Noi di Rete Veneta avevamo azzardato 6 nomi. Bingo! Oggi arriva la conferma, a cominciare dal 31 maggio, 15 giorni fa, quando avevamo anticipato il primo assessore, Isabella Sala. Isabella Sala, lo dico ai nostri telespettatori, è stata la candidata che ha preso più voti in assoluto sia tra le forze di centrosinistra che tra quelle di centrodestra, quindi da questo punto di vista mi sento di fare questa previsione, sarà assessore, poi toccherà a lei invece sancirlo. È la giunta Inghilleri? No, questa è la giunta Possamai che metterà invece, che sancirà definitivamente se è vero o no che questa previsione è esatta. E infatti la previsione si è rivelata esatta. Di più, ieri avevamo anticipato che sarebbe stata vice sindaco, a lei anche bilancio, tributi e l'innovativa delega all'attuazione del programma elettorale. Isabella Sala, vice sindaco e assessore, noi gliel'avevamo detto, se lo ricorda? Sì, forse siete stati i primi a dichiararlo e quindi sono contenta di confermare oggi il fatto di essere vice sindaca e assessora di questa città. Altro nome anticipato già 15 giorni fa, quello di Matteo Tosetto, che da assessore alle politiche sociali di centrodestra oggi entra nella giunta di centrosinistra come assessore alle politiche sociali. Sarà fondamentale costruire un rapporto diretto con tutte quelle realtà del territorio, con le associazioni, per riuscire a fare un lavoro di squadra. Anche Cristina Balbi, nuovo assessore all'urbanistica, è un nome e una delega che avevamo indovinato, ma si occuperà anche di edilizia privata e di commercio. I temi in questo caso e le deleghe sono diverse, ma riguardano sempre l'ambito del territorio su cui mi sono impegnata. Era previsto anche il nome di Cristiano Spiller. Lo aspetta una sfida difficile, quella dei lavori pubblici e della mobilità. Puntiamo a una mobilità più sostenibile per la città, è una esigenza ormai che tutta la città sente. In giunta avevamo accreditato anche Giovanni Selmo, chiamato dal sindaco a confrontarsi con istruzione, edilizia scolastica e politiche per la pace. Ma la grande sfida sarà rendere gli asili gratis. Noi su questo puntiamo molto, quindi lo dico, ci lavoreremo da subito, progressivamente. Sarà una sfida difficile ma sulla quale noi puntiamo forte. Confermata pure la previsione che il sindaco avrebbe tenuto per sé le deleghe alla sicurezza e alla TAV. Prevedibile anche un posto in giunta per Leonardo Nicolai, chiamato alla sfida delle politiche giovanili e dell'innovazione. Diventa quindi un assessorato che guarda al presente della situazione presente, ma ripensando la comunità futura. E chiudiamo con i volti nuovi della giunta. Sarà Baldinato all'ambiente, Leonardo Zilio allo sport, ai grandi eventi e al Parco della Pace e Ilaria Fantin alla cultura e al turismo. L'ambiente è un tema importante, molto sentito da tutta la popolazione, come è giusto che sia, e quindi è il focus della nostra amministrazione.
l'anno prossimo avremo la donata degli alpini e quindi sarà un evento importantissimo che dovremo gestire, dovremo cominciare a lavorare presto già per questo evento. Cultura e turismo sono strettamente legati e siamo felici di riportarli insieme e farli concertare. Adesso andiamo a Fiesso d'Artico, torniamo alla cronaca perché c'è attesa per il ritorno della salma di Anna Tuzzato, la ragazza veneziana che è purtroppo morta in un incendio come è successo anche alla Grenfell Tower. 2 altri ragazzi che erano morti tra le fiamme a Londra. Sentiamo subito, collegata in diretta da Fiesso d'Artico, Anna Maria Parisi. A te la linea, Anna. Eccoci direttore, da Fiesso d'Artico siamo arrivati in velocità all'aeroporto Marco Polo di Tessera, zona cargo, dove come vedi siamo proprio nella zona attesa controllo varco della Polizia di Stato, da una parte il reparto volo e dietro di noi gli aerei che stanno arrivando, perché stiamo in attesa del cargo che a breve porterà da Bruxelles con Bruxelles Airlines, la compagnia aerea, la salma, come dicevi tu, di Anna Tuzzato, 29 anni, di Fiesso d'Artico, morta nella notte tra venerdì e sabato scorso nel rogo del suo appartamento a Bruxelles per asfissia, in seguito dunque alle esalazioni per il fumo. Ringraziamo per questo anche la Polizia di Stato, la Polaria con Save, che ci ha permesso di stare qui in questa zona non off limits normalmente per la gente comune, e quindi niente, come arriverà il cargo con la salma di Anna Tuzzato vi chiederemo nuovamente la linea. Ricordo che poi i funerali di Anna si terranno domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Fiesso d'Artico. Dal Marco Polo di Tessera è tutto, la linea può tornare allo studio. Allora, vediamo titoli del Corriere del Veneto. Il professore Solo è malato, portato dagli ex allievi a Torino. Ritornare a casa è stato commovente, grazie a tutti. L'anziano insegnante non dava più notizie sui social, è stato rintracciato dagli studenti che ne hanno curato il trasferimento. Non lo lasceremo più solo. Una bella storia di un legame molto solido con il loro insegnante. E poi la Grenfell Tower, il testimone che si salvò in fuga dalle fiamme, inciampai sui cadaveri. 6 anni fa questa tragedia, dove morirono i fidanzati Gloria Trevisan e Marco Gottardi. E poi la notizia con cui abbiamo aperto il TG, sevizie in questura, uno degli agenti indagati: i colleghi ballerini, dissi loro, in disco vi dovete pagare l'ingresso. Vediamo a Bassano del Grappa, c'è la questione della pedonalizzazione del centro storico, favorevoli, contrari come al solito. Vediamo cosa dicono al riguardo i cittadini, sentiamo. A Bassano del Grappa il servizio, il Vox sulla pedonalizzazione del centro storico, Sharon Di Carlo. Rendere il centro della città accessibile solo ai pedoni, una proposta questa sul tavolo dell'amministrazione comunale. Ma i bassanesi che cosa ne pensano? Sentiamo. Io sono un pedone e mi va bene, però non so per i negozianti, bisogna guardare questo e anche quello, insomma, perché se sei giorni di mercato va bene chiuso, ma gli altri giorni chi lavora deve lavorare. La pedonalizzazione andrebbe anche bene, no? Però e poi viene più morto ancora il centro. Tante volte io non vengo in piazza per il parcheggio perché non trovi, ti mettono la multa se sgari di 10 minuti e questo è proprio una cosa. Allora, quindi lei dice bisognerebbe intervenire sui parcheggi? Sì, che facciano i parcheggi. Bassano è bella da vedere. A piedi, dice? A piedi. Bisogna in realtà motivare le città a fare più questi, progetti, secondo me, di sensibilizzazione. Quello sì. Assolutamente, perché il futuro è essere eco-friendly, quindi bisogna adattarsi a essere più auto-indipendenti e non muniti come di trasporto che inquinano, quindi assolutamente sì, in ogni caso. Gemelle la pensate uguale? Su queste cose sì, decisamente sì. Sarebbe bello, perché hai più possibilità di girare tranquillamente, però non so, gli esercenti
se ne hanno più o meno beneficio. Bisognerebbe fare pedonalizzazione da una certa ora fino durante tutto il giorno come fanno nelle altre città e alla sera che possono entrare tutti quanti quelli che vogliono. Qualche giorno anche le macchine, per me. Come mai? Perché anche loro hanno il diritto di passare, pagano le tasse, pagano il bollo e potrebbero passare anche loro, magari mettere 2 giorni alla settimana. Sarei più che d'accordo. Come mai? Perché secondo me il centro storico è fatto per essere girato a piedi e se ci sono macchine che girano la gente fa fatica ad ammirare le bellezze di Bassano. E questi erano i bassanesi sulla pedonalizzazione del centro storico con Sharon Di Carlo. Fumata grigia degli incontri fra l'amministrazione Pavan, restiamo a Bassano del Grappa, Baxi e Pengo. Sul piatto la reazione a catena che porterebbe all'ampliamento della multinazionale e all'arrivo di nuovi capannoni in San Lazzaro. Sentiamo Ferdinando Garavello. La fine di maggio è arrivata ed è già andata in archivio da un pezzo, ma le trattative fra l'amministrazione comunale, Baxi e Pengo sul futuro dello stabilimento cittadino della multinazionale sono ferme al palo. Baxi aveva posto come limite temporale per un primo paletto l'ultimo giorno di maggio, facendo chiaramente capire che il tempo stringe e che se non si troverà una soluzione ai problemi di spazio dell'azienda si potrebbe aprire il drammatico scenario della delocalizzazione. Sul piatto c'è infatti la nuova generazione di caldaie prodotte da Baxi, che saranno più green, come si suol dire, ma saranno anche più grandi. E qui entrano in gioco i volumi di proprietà Pengo che confinano con il sito della multinazionale. Ed entra in gioco pure San Lazzaro, con un domino che parte dalla città e arriva nell'ultimo lembo di campagna bassanese. Già, perché il progetto proposto da Pengo per San Lazzaro viene visto dall'azienda come unica possibilità di liberare spazi da mettere nella disponibilità di Baxi. A questo punto si apre un conflitto mica da poco, che può essere riassunto nella domanda: tutelare l'ambiente o privilegiare il lavoro? Da una parte ci sono i lavoratori di Baxi preoccupati per la nuvolaglia che potrebbe portare alla tempesta che va sotto il nome di delocalizzazione. Dall'altra ci sono i residenti di Revabianca e Rambolina, il quartiere San Lazzaro, gli altri quartieri confinanti e gli ambientalisti che sottolineano le ricadute di un ennesimo caso di consumo di suolo, quelle per il traffico e per la vivibilità di tutta la zona. La bilancia è lì che aspetta una scelta di campo da parte della politica, che pare non voler prendere in considerazione le tante voci che suggeriscono di utilizzare il patrimonio inutilizzato nel bassanese per liberare gli spazi tanto cari a Baxi. Ma il tempo scorre e sembra, secondo i ben informati, che le ultime riunioni fra l'amministrazione Pavan, Baxi e Pengo non abbiano dato frutti. Una continua fumata grigia, insomma, con la macchina ferma con le 4 frecce. E lo sanno tutti che quando esce del fumo dal motore non è affatto un buon segno. Opere importanti per il futuro e la città dovrà gestire molti fondi del PNRR. Il sindaco di Padova Giordani ha presentato il nuovo direttore generale. Ci colleghiamo in diretta con Valentina Visentina. A te Valentina. Buongiorno da Padova, la città del Veneto con quasi 600 milioni di euro in arrivo dal PNRR, la città della regione che riceverà più fondi e proprio per questo motivo oggi il sindaco della città Sergio Giordani ha presentato il nuovo direttore generale che avrà proprio come mission quella di gestire l'imponente risorsa di PNRR che arriverà in città, ovviamente tra le opere cardini il tram, la terza linea, quella che collegherà Vigonza, Padova e Rubano, ma tante le opere che dovranno essere gestite anche extra fondi PNRR, per esempio una su tutte, la nuova questura o il nuovo ospedale. Anni importanti per il futuro della città, per questo Giordani ha scelto Lorenzo Minganti, 49enne bolognese, plurilaureato, appena dimesso da consigliere di amministrazione indipendente di Era, un passato anche al servizio della regione Veneto. Ma sentiamo proprio dalla voce del sindaco e anche dal nuovo direttore generale quali sono le sfide per il futuro della città. Noi vogliamo essere un'amministrazione che sia d'esempio per il resto del territorio nazionale, per il resto d'Italia,
nella capacità di spendere bene e spendere tempestivamente queste importanti risorse. Quindi vogliamo dimostrare come la pubblica amministrazione possa, sappia e quindi debba essere efficiente esattamente come il privato. Certamente al posto numero 1 c'è il tram, che è una grande infrastruttura a servizio della città e che consentirà a questa di crescere ulteriormente in maniera sostenibile. A Padova ci sono due interventi di cui si discute molto, c'è la Prandina e il Borgomagno, che vanno proprio nella direzione di rimodulare il traffico cittadino, quindi ci saranno decisioni importanti da prendere. Ha già qualche idea? Sì, certamente sia Prandina che Borgomagno sono due file assolutamente d'impegno su entrambi. Quello che sarà il mio lavoro è, insieme agli ottimi collaboratori che ci sono presso questa amministrazione comunale, ragionare insieme per prendere la decisione migliore guardando i numeri, non facendosi prendere da ideologie o posizioni preconcette. Ci sono tantissime cose da fare, collaborazione con le zone, collaborazione con l'università, con la questura per fare una nuova questura, sono talmente tante cose. Mi è illuso all'inizio di facciamo, no, non è possibile, avevo talmente tante risorse e tante cose da fare che ho bisogno, che l'amministrazione comunale, io stesso ho bisogno di qualcuno che coordini le cose. Questi dunque gli obiettivi, anni importanti dicevamo per Padova con tante opere, come avete sentito anche due nodi cruciali, quello della Prandina e del Borgomagno, che saranno appunto da risolvere nei tempi più brevi. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Valentina Visentin. Tanti problemi di cui si devono occupare i sindaci in città grandi e piccole, poi c'è anche la questione della sicurezza, non si sottrae alla criminalità Arzignano ed è stato potenziato non a caso il servizio di controllo nei parchi pubblici. Arzignano, parchi pubblici e giardinetti nel mirino dei carabinieri del comando compagnia di Valdagno all'indomani della chiusura delle scuole per potenziare il servizio di controllo e prevenzione, in particolare al mattino e nella prima fascia pomeridiana. 7 le pattuglie impiegate nel corso della settimana per garantire maggiore sicurezza tra i più giovani. I militari hanno presidiato il Parco dello Sport, Parco Vignati, il San Bortolo e il Parco San Zeno. Nel corso dei controlli è stato identificato un cittadino indiano di 36 anni senza documenti e un 27enne di Castel Gomberto che aveva occultato 1 grammo di hashish, segnalato poi come assuntore di stupefacenti. Ancora la politica, vediamo cosa ha detto Giuseppe Conte, il presidente dei 5 Stelle. La destra canonizza Berlusconi e ignora chi sta male. Ora torniamo in piazza e poi critiche anche a Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. Intanto l'insulto ai politici, Beppe Grillo con i suoi vaffa era stato un precursore, è diventato accezione comune, insomma, no? L'insulto è entrato nella dialettica quotidiana e quindi la Procura di Venezia ha chiesto di archiviare l'accusa contro un signore che su Facebook aveva dato dei porci ad alcuni amministratori pubblici. Vediamo. La Procura di Venezia ha chiesto di archiviare l'accusa contro una persona che su Facebook aveva definito porci degli amministratori pubblici. Questo perché ormai consueto l'insulto ai politici nella dialettica quotidiana, a tal punto da perdere la forza lesiva e ridursi ad un ordinario metodo attraverso il quale criticare la loro azione. Il giudice si è riservato di esprimersi nei prossimi giorni. I fatti si sono verificati in un comune del Veneziano, ma fanno discutere ovunque, compreso nel capoluogo, dove proprio oggi c'è consiglio comunale. Oltre che politico di lungo corso, Gianfranco Bettini è anche sociologo. È un esercizio difficile tenere l'equilibrio fra garantire il mio diritto di dire anche con forza quello che penso di una persona, di una situazione e l'evitare che vada oltre. Sfoghi che certo possono essere a volte molto fastidiosi, molto irritanti, a volte anche pericolosi quando
aizzano alla violenza, per esempio. Attacchi, se non addirittura offese e minacce via internet, sono fenomeni tristemente diffusi da parecchio tempo. Ermelinda Damiano, da 8 anni presidente del Consiglio Comunale di Venezia, racconta la sua esperienza. Appena eletta nel 2015 ho ricevuto i peggiori insulti che potessero essere attribuiti a una donna, insulti anche personali. Sono andata avanti dritta per la mia strada cercando di dimostrare con i fatti quello che potevo valere come persona e come amministratore. Giovanni Giusto è delegato alla tutela delle tradizioni e con la sua rubrica di storia veneziana totalizza centinaia di migliaia di visualizzazioni e commenti. Parlare di cultura lo mette solo parzialmente al riparo. Ci sono quelli che entrano in alcune discussioni anche piacevoli soltanto per andare a destabilizzare. Questi entrano in merito esclusivamente per invidia. Quasi sempre l'invidia la gioca alla grande. Quindi non badiamoci, io nemmeno rispondo. E su questa decisione dei giudici a riguardo del turpiloquio dei cosiddetti haters c'è una grossa discussione in corso anche in altre città. Vediamo cosa dicono i trevigiani. L'offesa politica sui social potrebbe non essere più un reato. A ipotizzarlo la richiesta della Procura di Venezia di archiviare il caso di un 63enne che sulla propria pagina Facebook aveva chiamato porci alcuni amministratori pubblici. Il caso Venezia è destinato a far discutere. Per la Procura l'insulto ai politici è consueto nella dialettica quotidiana, a tal punto da perdere la forza lesiva per diventare semplice critica. Secondo me non è affatto giusto, però vorrei dire, perché cominciamo a dare tutto questo peso a questi social che stanno distruggendo i rapporti umani con le persone? Ritengo che vadano quantomeno sanzionati. Perché poi oltretutto l'offesa sui social così uno si sente libero di farlo anche perché non ci mette la faccia e di conseguenza sicuramente non è una buona cosa e va comunque regolamentata. Dovrebbero essere delle regole che siano condivisibili. Sempre più persone sono iscritte ai social, piattaforme utilizzate abitualmente dalla politica, ma ancora non soggette ad una vera e propria regolamentazione. Magari prendere un provvedimento che potesse anche valorizzare quello che è il social per essere utilizzato in modo costruttivo. Io penso che offendere sia molto grave, infatti parlo sempre del fatto che bisognerebbe iniziare a regolamentare un po' la comunicazione sui social, fare una verifica dei profili in modo che tutto sia tracciabile. Una non sanzione forse non è appropriata, nel senso che bisogna far riconoscere i valori, non solo nella vita tangibile ma anche online. È poco educativo anche rispetto a chi usa i social. Quindi secondo me è sbagliato. Comunque una comunicazione è una comunicazione in ogni caso, in qualsiasi luogo e sede. Quindi che sia Facebook sia vis-à-vis è sempre un'offesa? Sì, chiaramente. È sabato in programma dalle 16 a Treviso il Pride della comunità LGBT. Su questo si dividono anche i consiglieri di maggioranza e c'è il divieto per i consiglieri di portare la fascia azzurra. Vediamo il servizio di Anna De Roberto. Sono linee guida, non è un regolamento. L'unica norma che c'è è la norma statutaria che dice che appunto i consigli comunali sono dotati di fascia con i colori o stemma del comune, bla bla bla, indossare in occasione di cerimonie e manifestazioni in forma di rappresentanza ufficiale. Quindi questa è l'unica norma che c'è, il resto sono delle linee guida. Su questo punto si concentra il nuovo botta e risposta tra il consigliere di minoranza Marco Zabaia e il sindaco Mario Conte, motivo del contendere la richiesta espressa via mail, eccola, da parte della minoranza di poter indossare la fascia dei consiglieri al Pride di sabato pomeriggio. E la richiesta che noi facevamo era quella di poter dare visibile rappresentanza a una manifestazione che ha un'importanza civile. Autorizzazione respinta dal presidente Antonio Dotto, una scelta sostenuta dal primo cittadino. In realtà è giusto partecipare, chi vuole partecipare, chi crede che quei temi
siano da sostenere attraverso la partecipazione, ci mancherebbe altro. È altrettanto vero che l'indossare la fascia è ben regolamentato dal regolamento comunale, quindi la posizione di Dotto è quella di rispetto del regolamento e non è una posizione pregiudiziale nei confronti del Pride. Tra Pride e amministrazione ad oggi c'è un manifesto, diversi punti condivisi, come quelli in cui le posizioni rimangono divergenti. Ho bisogno di approfondire proprio insieme a loro e quindi invece di sottoscrivere un manifesto ho aperto un tavolo di dialogo. Più netta la posizione dell'ex sindaco Giancarlo Gentilini. Io esco da una civiltà dei miei avi che nulla aveva a che vedere con queste cose, quindi nessun esponente pubblico deve accompagnare o dare l'ok a queste manifestazioni. I diritti si possono conquistare nelle sedi opportune, ma non scendere in piazza. Nessuna sfida all'orizzonte, incassato il no del Presidente, la minoranza ha deciso di sostituire la fascia del Consiglio con una appositamente creata con i colori dell'arcobaleno. Questa non è una battaglia di destra o di sinistra, è una battaglia di buonsenso. Intanto è in corso la conferenza stampa di Forza Italia a Roma con Antonio Tajani, Licia Ronzulli. Sentiamo se ci sono dichiarazioni. Mi pare di aver letto in maniera molto chiara il contenuto della telefonata che mi ha fatto stamane Marina Berlusconi. Potete rileggerlo e avrete tutte le risposte sul ruolo e la vicinanza della famiglia. Prego. Eccoci. Quando è plausibile la convocazione del congresso? Quando immaginate che possa esserci? Con tutti i passaggi che ovviamente devono essere ancora... Allora, prima sono dei tempi antecedenti, perché bisogna prima riunire il comitato di presidenza. Il comitato di presidenza deve convocare il Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale deve eleggere il presidente che rimarrà in carica fino al nuovo congresso. Dopodiché il presidente eletto dal Consiglio nazionale deve riunire il comitato di presidenza. Riunito il comitato di presidenza e confrontatisi con il comitato di presidenza, deve indire il congresso. Il congresso prevede che ci siano tutti i congressi provinciali, quindi sono dei tempi che dovremo studiare, siccome non era previsto nulla di ciò che sta accadendo purtroppo, e quindi noi gli adempimenti statutari li stiamo rispettando. I tempi veramente è presto per dirlo. Io posso dire soltanto che giovedì si farà il comitato di presidenza. Il comitato di presidenza convocherà il Consiglio nazionale e man mano studieremo le date, cioè non è che si può dire. Quindi questo è Antonio Tajani che rispondeva ai giornalisti sul prossimo congresso di Forza Italia. Vicinanza di Marina Berlusconi, ha detto prima il vice premier e ministro degli esteri. Vediamo in Veneto il futuro di questo partito dopo la scomparsa del suo fondatore. Secondo Flavio Tosi, coordinatore di Forza Italia, non ci saranno grossi scossoni, invece a detta di Giancarlo Gentilini Forza Italia centrodestra più che Forza Italia è a rischio senza il Cavaliere. Vediamo. Sarà la famiglia a dover decidere cosa sarà di Forza Italia, ma non perché il simbolo com'è nei fatti appartiene alla famiglia, ma perché per chiunque Forza Italia vuol dire Berlusconi, Berlusconi vuol dire Forza Italia. E quindi sarà la famiglia Berlusconi insieme ad Antonio Tajani, che è il coordinatore nazionale scelto da Berlusconi, a dover decidere come proseguire. Io sono convinto di una cosa, che si proseguirà senz'altro. Una storia che non finisce qui, dice Flavio Tosi. Da marzo coordinatore regionale degli Azzurri in Veneto, con Berlusconi, ricorda, aveva affrontato il nodo dell'autonomia e stava riorganizzando la macchina del partito. L'ultima volta che ci siamo visti e anche sentiti, non molte settimane fa, da lui, ovviamente a Villa San Martino, si parlava del coordinamento regionale, che poi appunto, come sapete, sono diventato coordinatore regionale, e
mi ha rimproverato per la barba, purtroppo la faccio non spesso. Quello che mi disse è che da me si aspettava che io costruissi una sezione, quindi un gruppo di persone per Forza Italia in ogni comune del Veneto, che è l'incarico che mi sono assunto volentieri e a maggior ragione adesso doverosamente porto avanti. Ora c'è il tema della leadership, con un pezzo di Forza Italia che guarda a Marina Berlusconi, ma ogni nome forse è prematuro. Lo stesso Cavaliere non aveva preclusioni. Ha sempre parlato bene di Matteo Renzi e ha sempre lasciato aperta la porta aperta di Forza Italia a Matteo Renzi. Chiaro che le sorti di Forza Italia siano legate a quelle del centrodestra. Berlusconi univa le due anime, leghista e meloniana. Giancarlo Gentilini non ha dubbi. Berlusconi era l'unico trade union e adesso ci sono due concorrenti che non hanno più quello che intrecciava i loro rapporti. Questo sarà un salto nel buio per la nostra civiltà. Senza la mediazione di Berlusconi credo che ci sia una grande difficoltà di andare d'accordo. Hai capito? Nella vita ci vuole solo uno che comandi. L'ex sceriffo di Treviso Giancarlo Gentilini, solo uno che comandi. Allora andiamo in pubblicità, oggi in regia ci sono Italo Morau e Mattia Pizzaia, ci vediamo tra pochissimo, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG, andiamo a Belluno dove da oggi è iniziata la Triveneta degli Alpini. A te la linea, Lucio Zanato. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Vi faccio vedere intanto una bellissima immagine con Nicoletta delle Dolomiti bellunesi. Ci troviamo a Sedico, quindi siamo usciti un po' rispetto a Belluno. Perché? Perché qui oggi c'è, diciamo così, il primo atto ufficiale dell'avvio di questi 3 giorni, vero Presidente della sezione Alpini di Belluno, Lino De Pra. Allora, qui cosa succede oggi alle 2? Oggi alle 14 viene aperto il museo, inauguriamo l'ingresso al museo. Questo che museo c'è intanto? Questo è il museo del 7° Reggimento Alpini. Qua e qui, storia esatto. E qui ci troviamo a Villa Pat di Sedico. Villa Pat di Sedico, che è di proprietà della provincia, in collaborazione con il Comando Truppe Alpine ha reso disponibile questa struttura per fare un grande museo. Ecco, nel frattempo Nicoletta vi fa vedere, questa è la corte, diciamo, nobile di questa villa che è del 6-700 veneta, bellissima, che però vive proprio perché dentro hanno trovato spazio uffici, ha trovato spazio anche questo museo. All'interno cosa c'è e soprattutto chi può venirlo a visitare? Allora, il museo lo possono venire a visitare tutti, ma soprattutto gli alpini che hanno fatto il loro servizio di leva del 7° Reggimento, perché lì trovano la storia che hanno vissuto anche loro. Poi c'è una sala convegni che serve appunto per tutte le manifestazioni relative sia al museo sia alle iniziative del territorio e anche alle iniziative della sezione Alpini di Belluno. Poi diciamo una cosa, che tra qualche giorno, dopo una cerimonia che verrà invece fatta domani in caserma su a Belluno, qui ci sarà un ricordo che lega tantissimo questo luogo alla Marca Trevigiana ma anche alle salmerie degli alpini. Certo, ci sarà un prologo con la consegna del basto del mulo iroso, che poi verrà, appunto, dopo essere stato donato al 7°, verrà trasferito qua nel museo per conservarlo a memoria, diciamo, di un mulo che ha fatto il suo servizio per 40 anni. Ecco, qui invece siamo nella corte, diciamo così, quella popolare, quella dove arrivava tutto il materiale, tutte le sementi che, visto che faccio anche l'agricoltura, ve lo posso raccontare, qui praticamente c'è il comparto agricolo, la parte dell'azienda agricola. Ma noi siamo qui, direttore, anche per raccontare cosa faremo in diretta a Reti Unificate, non questa sera ma da domani mattina. Allora, intanto questa sera, anzi oggi pomeriggio, c'è l'inaugurazione del parco, a Parco Bologna, del parco della protezione civile e dei giovani. So che lei ci tiene particolarmente a raccontare il fatto che ci sono i giovani di quella che è i campi scuola, che saranno il futuro della protezione civile e anche dell'Associazione Nazionale Alpini come soci aggregati. E diciamo anche della formazione dei giovani, perché voi
puntate a tornare a far capire ai giovani che un po' di spazio della propria vita donato agli altri fa sentire, cioè forma anche, diciamo, i cittadini di domani. Certo, il motto è gli altri rispetto all'io personale, e questo fa sì che si dà così quegli spunti di educazione civica che li porta verso l'amor di patria, che li porta verso i valori che sono propri dell'Associazione Nazionale Alpini. Allora, velocemente, perché so che hai altri collegamenti, noi invece faremo collegamenti questa sera nel corso dei telegiornali per raccontarvi anche della serata che viene fatta al Teatro Comunale, con una rappresentazione che parla dei sacrifici alpini e del soccorso che hanno fatto nel corso degli anni, anche in un ultimo quello del Vajont, ma anche dell'alluvione del 66 e molte altre situazioni. Invece da domani mattina Rete Unificate, Antena 3 Rete Veneta, dalle 9:30 saremo sul Vajont sul Neve Galno, sul Vajont. Perché? Perché lassù ci sarà il momento ufficiale di un'alzabandiera, preceduto dall'arrivo dei ciclisti che faranno la ciclopedalata del ricordo, la terza edizione, a cui noi teniamo in modo particolare perché è un'iniziativa che abbiamo voluto proprio nell'anniversario dei 100 anni della sezione alpini di Belluno. Quindi ci sarà il primo degli alzabandieri ufficiali, lo facciamo nel Nevegal, noi lo seguiremo in diretta, poi seguiremo tutto lo sfilamento, perché poi si arriverà al santuario. Si arriverà al santuario della Beata Vergine, lì verrà concelebrata la Santa Messa da parte del Monsignor Vescovo Marangoni, e quindi ci sarà la benedizione di una corona che andrà al sacello del Col Visentin, perché lassù c'è la lapide dei nostri artiglieri da montagna che lassù hanno lasciato la vita durante le varie guerre. Ecco, questo per quanto riguarda, diciamo, il collegamento in diretta dal mattino, quindi 9:30, sicuramente alle 12, quando poi ci ricollegheremo con il Focus TG, poi riprenderemo pomeriggio con altri collegamenti sui telegiornali, per poi arrivare alla sera dalle 21, sempre Rete Unificate, racconteremo con tre troupe, direttore, tre troupe le racconteranno, diciamo così, la sera, il sabato sera degli alpini in vista della donata. Ci sarà una troupe dentro allo SPES perché c'è un appuntamento importante? C'è un appuntamento importante con la fanfara della Brigata Alpina Calore. Sarà un grande concerto, sappiamo quanto entusiasmo porta la fanfara della Brigata, e quindi questo aspettiamo numerosi tutti quanti, perché sarà un tripudio di festa veramente. Ecco, lì ma anche davanti ai televisori, perché noi faremo vedere diverse parti di questo grande concerto, di questo grande spettacolo, perché ci alterneremo con il collega Garavello in piazza, perché andremo a sentire, come abbiamo sempre fatto, il pathos, ovvero la gente, la serata, cercheremo di trovare i cori spontanei, quello che insomma appartiene all'alpinità in vista della donata dello sfilamento della domenica mattina. Quindi saremo in collegamento fino alle 11:30, perché speriamo verso le 11:30 di riunire tutti i cori davanti al Teatro Comunale e fare un coro unico come abbiamo fatto a Treviso, giusto? Certo, è stato molto apprezzato a Treviso, speriamo di poterlo ripetere. Io così faccio un appello a tutti i cori di volersi unire in questo momento veramente sonoro di canti che fa piacere sempre a tutti, soprattutto a chi ha qualche anno in più, che fa venire loro le lacrime veramente per l'emozione di risentire i nostri canti alpini. E poi naturalmente partenza alle 7:30 invece della domenica mattina, partenza alle 7:30 per lo sfilamento, quindi tutta la mattinata di domenica a seguire gli alpini nella sfilata davanti al palco generale già montato in Piazza Martiri. A te la linea, direttore. Grazie molte, grazie Lucio Zanatto. Non perdetevi l'appuntamento con la Triveneta degli Alpini a Belluno sulle nostre reti unificate. Adesso andiamo avanti con le notizie. Ieri sera abbiamo parlato a Focus di giustizia, della riforma della giustizia targata Carlo Nordio. Oggi ne hanno parlato i giornali. Vediamo questo sommario di un giornale online. Mattarella fa il culo alle toghe, testualmente. Il Presidente della Repubblica lancia un avviso ai magistrati: non devono sentirsi al di sopra della legge.
Ugo Magri, forte e chiaro, è il no di Mattarella alla cosiddetta giustizia creativa, secondo cui in assenza di norme chiare tocca al giudice supplire dando sfogo a impropri desideri di originalità. Ogni operatore di giustizia dovrebbe rifuggire sempre dalle tesi precostituite, vale a dire dai classici teoremi giudiziari e ancor di più dall'accanimento contro gli imputati per tigna o per partito preso. E questa sera intervista a Focus a un principe del foro, l'avvocato Maurizio Paniz, proprio su questo problema, proprio sui rapporti tra politica e informazione in questo caso, con il caso del direttore della USA Blamezza che accusa l'ingegnere Yanakopoulos di minacce. Ne parleremo stasera con l'avvocato Maurizio Paniz. Adesso sentiamo cosa ha detto ieri sera proprio sulla riforma della giustizia targata Nordio l'ex presidente della provincia di Padova Fabio Bui, a proposito in particolare della fine dell'abuso di ufficio. Vediamo. Perché altrimenti i sindaci e i tecnici non ce la faranno mai a rispettare la legittimità degli atti che fanno, perché ci sono leggi contro leggi, spesso contraddittorie, che non ti lasciano mai tranquillo. E oggi più che mai aumenta sempre più la produzione legislativa, mentre avremo bisogno di testi unici. Non di produzione legislativa, testi coordinati che lasciano alla parte tecnica, che poi, come diceva il sindaco Guidolin, deve firmare, e ai sindaci che devono dare gli indirizzi l'operatività. Oggi si vive nella paura. Poi ci sono le grandi infrastrutture legate soprattutto ai temi del PNR. Guardate che con la normativa attuale, la burocrazia attuale, il PNR non lo rispetteremo, perché le leggi non ci permettono di rispetto dei tempi, non è né il governo né l'opposizione. Oggi abbiamo un sistema normativo che non ci permette di finire gran parte dei lavori nel 2026. Questo era Fabio Bui ieri sera a Focus. Andiamo di nuovo a Bassano del Grappa, perché sul Ponte Vecchio da lunedì inizieranno i lavori di manutenzione. Ci racconta tutto Sharon Di Carlo, che è in compagnia del vice sindaco Andrea Zonta. A te, Sharon. Sì, buongiorno a tutti. Sono qui sul Ponte Vecchio a Bassano del Grappa in compagnia del vice sindaco Andrea Zonta. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Da lunedì partiranno nuovi lavori di manutenzione. Ci racconti? Sì, diciamo che il Ponte degli Alpini tutti gli anni ha bisogno di una manutenzione, chiamiamola così, ordinaria, di pulizia, ma anche di controllo delle parti più soggette agli agenti atmosferici, che sono le parti lignee. Con lunedì partirà la pulizia e il restauro delle balaustre, il restauro da parte lignea, del colore, della vernice e anche una pulizia generale delle stesse. Mentre nel mese di luglio, quando si abbasserà un attimo il livello del fiume, andremo a fare lo stesso lavoro sempre sulle parti lignee, sui rostri che vanno verso l'acqua, cioè verso il fiume. E invece è stata programmata per il mese di settembre la pulizia dell'intradosso della copertura, pertanto pulizia delle ragnatele, dei corpi illuminanti e di tutto quanto ci dovesse essere polvere, fogliame che si deposita sulle travi, nonché pulizia del pavimento e stesura del protettivo, che poi per il prossimo anno servirà a proteggere appunto il pavimento dagli agenti atmosferici, ma anche da agenti che atmosferici magari non sono. Per tutti i cittadini che ci segnalano sempre lo scrostamento del ponte, racconti perché si scrosta? Allora, il ponte è stato pitturato, è stato verniciato con dei pigmenti naturali, cioè questo è stato voluto in accordo anche con la soprintendenza per rispettare il più possibile quello che è il materiale ligneo, e pertanto non si usano più quei vecchi sistemi in base acrilica o peggio in base ad olio che si usavano tanti anni fa, ma sono prodotti in pigmentazione naturale. Questo comporta purtroppo, o per fortuna, dipende da come la vediamo,
comporta una manutenzione ordinaria molto frequente nel tempo per cercare di mantenere anche dal punto di vista dell'aspetto nel miglior modo possibile il legno del ponte. Questo è il motivo. E quanto costa tenere il ponte ordinato? Tenere il ponte ordinato costa dai 45 ai 50 mila euro all'anno solo per le operazioni che vi ho elencato adesso. Poi ci sono le manutenzioni straordinarie invece previste sulle strutture durante gli anni, magari ogni 5-10 anni, quelle avranno un altro importo che saranno stabilite al momento in cui le dovremo fare. Però adesso per tenerlo pulito tra pulizia e cose varie 45-50 mila euro all'anno ci vogliono tutti. Per il Ponte Vecchio però questo è altro. Sì, direi di sì. È il simbolo di Bassano, è un monumento nazionale, voglio dire, credo che valga la pena spendere anche qualche quattrino per mantenerlo bello, ma soprattutto che sia anche attrattivo e simpatico, oltre che storico. Grazie al vice sindaco Andrea Zonta, da Bassano è tutto, vi restituisco la linea. Grazie molte a Sharon Di Carlo. Vediamo la tragedia, un'immane tragedia che è quella dei naufraghi dell'ultimo barcone affondato, è accaduto davanti alle coste della Grecia. Ci potrebbero essere 600 vittime, un bilancio spaventoso, molte donne e bambini stavano dormendo nella stiva quando il barcone è affondato, sono ancora in corso le ricerche. Intanto è stato arrestato a Roma uno dei 3 stranieri ritenuti responsabili di un traffico di clandestini introdotti in Italia e anche in Veneto con documenti falsi. L'operazione era partita con la Guardia di Finanza nel 2019. Qualche settimana fa si era presentato al commissariato di Anzio Nettuno per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, ma gli agenti al momento dell'identificazione si sono resi conto che sul suo conto i finanzieri trevigiani avevano inserito in banca dati una richiesta di arresto in caso di rintraccio nel territorio italiano. I poliziotti hanno così arrestato un guineano nell'ambito dell'operazione Malta's Passer della Guardia di Finanza di Treviso. L'uomo è ritenuto uno dei 3 stranieri coinvolti nelle indagini che avevano portato alla luce come decine di clandestini, utilizzando documenti di identità contraffatti, fossero entrati nel nostro paese a bordo di voli di linea da Malta. L'uomo, insieme ai 2 connazionali, era già stato destinatario nell'ottobre 2021 di un provvedimento cautelare consistente nell'obbligo di dimora nel comune di residenza e di detenzione domiciliare nelle fasce orarie serali e notturne. Ma subito dopo la notifica dell'ordinanza disposta dal GIP di Treviso si era allontanato dal suo domicilio in provincia di Napoli, rifugiandosi all'estero. Per questo il Tribunale di Treviso nel gennaio 2022 aveva disposto la più grave misura cautelare personale della custodia in carcere. Le indagini erano partite alla fine del 2019 quando all'aeroporto Canova di Treviso furono fermati 2 clandestini africani provenienti da Malta con lo stesso passaporto contraffatto, la cui identità apparteneva in realtà ad una terza persona. Grazie all'incrocio delle informazioni ottenute tramite le intercettazioni telefoniche, all'analisi delle liste passeggeri e delle prenotazioni di volo delle diverse compagnie aeree, alla consultazione delle banche dati del Ministero dell'Interno e all'esame dei conti correnti bancari degli indagati, era stato ricostruito il collaudato sistema ideato dai 3 guineani per introdurre clandestinamente in Italia decine di immigrati africani, utilizzando sistematicamente Malta come scalo. Gli stranieri regolari, infatti, provenienti dal continente africano, prima di essere definitivamente trasferiti in Italia, venivano ospitati sull'isola, dove alloggiavano temporaneamente. Successivamente, sfruttando documenti di identità contraffatti o intestati ad altri soggetti, i 3 facevano imbarcare gli immigrati a bordo di voli aerei con destinazioni agli aeroporti di Treviso, Roma, Bari, Torino, Orio al Serio, Napoli, Perugia, oltre che a bordo di traghetti diretti a Catania. La tariffa fissata per ciascun ingresso irregolare variava tra i 450 e i 700 euro a clandestino. Durante le indagini finanziarie avevano scoperto come il ricercato in provincia di Napoli fosse in possesso di diversi documenti di identità e passaporti utilizzati per favorire l'ingresso in Italia dei clandestini. L'esame di questo materiale e l'analisi del contenuto delle chat sul cellulare hanno permesso di ricostruire un numero ben più alto di clandestini introdotti in Italia, circa altre 200 persone. Servizio di Francesca Bozza. Andiamo di nuovo in diretta ad Anna Maria Parisi per il ritorno della salma di Anna Tuzzato che è morta in un incendio in Belgio. Di nuovo a te la linea, Anna. Eccoci direttore, sì, dunque l'aereo è decollato da pochi minuti, Bruxelles Airlines, adesso la salma arriverà come
si può anche intuire dal presidio degli uomini della Polaria con la macchina degli agenti appunto che sono arrivati da poco, la salma verrà portata dentro questo cargo, questo deposito che vediamo ha le saracinesche arancioni al momento abbassate. Il tempo che si effettuino tutte le operazioni anche di sbarco degli altri passeggeri, perché un cargo comunque era un volo di linea con altri passeggeri che sono arrivati da Bruxelles. Siamo ancora in attesa anche della famiglia che pensavamo di trovare qui, ci avevano dato un'informazione in tal senso, invece deve ancora arrivare, e così anche il carro funebre, quindi ci vorrà almeno un'altra mezz'ora abbondante di attesa. Se avremo altri dettagli e se nel frattempo arriverà la famiglia con il carro funebre, ti chiederemo nuovamente la linea, direttore. Per il momento dallo scalo aeroportuale di Tessera, Marco Polo di Venezia è tutto. Grazie Anna Maria Parisi. La Guardia di Finanza di Venezia ha denunciato 54 persone di nazionalità ucraina, serba, ceca, ungherese, russa e israeliana che attraverso 14 società site in molti paesi mettevano a segno truffe seriali a danno di cittadini italiani. Per questo è stato richiesto il sequestro preventivo di quasi 5 milioni e mezzo di euro, frutto dei raggiri. Le fiamme gialle sono partite dalle segnalazioni di operazioni sospette che utilizzavano sistemi di pagamento e piattaforme informatiche create ad hoc per scoprire una vasta rete criminale internazionale specializzata nelle truffe seriali online definite boiler room del settore del foreign exchange, il mercato valutario internazionale non regolamentato. A proposito di truffe, proprio bisogna stare attenti anche a quelle telematiche, non solo ai finti poliziotti che abbiamo visto prima che hanno truffato degli anziani. Adesso andiamo in diretta da Luisa Bertini a Lonigo per una pista ciclabile in memoria del mito Rebellin. Sentiamo a te la linea, Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Lonigo in compagnia del sindaco Pierluigi Giacomello perché c'è appena stata un'importante inaugurazione di una pista ciclopedonale sul fiume Gua che collega il confine comunale con il ponte San Giovanni. Un'importante inaugurazione perché rientra in un circuito di piste ciclopedonali della provincia. Sì, assolutamente sì, perché questo tratto, che era il tratto dal punto di vista tecnico più difficile da realizzare, perché doveva prevedere l'installazione di un ponte, il quinto ponte che attraversa il Gua, adesso di fatto consente l'attraversamento di tutta la città e il collegamento con le altre piste ciclopedonali che sono all'interno della città e poi con le piste ciclopedonali che sono al di fuori del comune, quindi è un'opera importante che consentirà a tutti i nostri concittadini di vivere a pieno la nostra città e che consentirà anche a cittadini che vengono da altri comuni di attraversare la nostra città e vederla nella sua bellezza. E poi voi avete fatto un'inaugurazione particolare a Davide Rebellin, ricordiamo ciclista di fama mondiale deceduto in un incidente ad ottobre e di Lonigo. Sì, questo è parziale, nel senso che noi abbiamo già fatto la nostra delibera di giunta in cui abbiamo deciso come amministrazione di dedicare questa pista ciclopedonale a Davide Rebellin. L'avevo promesso e lo manteniamo e stiamo aspettando dal punto di vista formale l'ok e l'autorizzazione da parte della prefettura. Non appena arriverà noi faremo un'altra inaugurazione e questa sarà una inaugurazione che faremo assieme a tutte le associazioni ciclistiche e di Lonigo e delle vicinanze, quindi riempiremo questa pista ciclopedonale di ragazzi e ragazzini con la bicicletta, così come piaceva tanto a Davide Rebellin. Ecco, io ringrazio il sindaco di Lonigo e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie Luisa Bertini, un grande campione, una fine atroce per Davide Rebellin. Grazie, andiamo in pubblicità proprio 2 minuti e poi torniamo di nuovo con voi. State qui.
Diamo due titoli dai giornali locali, dal Mattino di Padova, addio Giulia, morta a 10 anni, l'ictus, la lotta, la forza di mamma di raccontare la malattia in un blog. E poi invece dalla Nuova Venezia, violenze in RSA a San Donà, indagini chiuse, 9 a processo, 4 rischiano una pena di 24 anni, è una storia terribile di pazienti di questa casa di cura che sono stati picchiati dagli operatori sociosanitari, da alcuni di loro. E intanto i medici sono mobilitati a sostegno della sanità pubblica, anche tra i reparti di psichiatria c'è molta agitazione, è stato accolto con favore lo stanziamento dei 5 milioni di euro per l'ULSS 2 da parte della Regione, ma il sindacato avverte il disagio mentale è in aumento, occorrono fondi e personale. Sentiamo. Bisogna però fare una programmazione, voglio dire, c'era una programmazione che diceva quali specialità erano carenti e ad esempio per quanto riguarda la salute mentale nel 2023 sono stati tolti 10 posti a Padova e 7 posti a Verona. E non va verso, voglio dire, una logica di apertura. Sono allarmanti i dati sulla salute mentale in Veneto. In continuo aumento i disagi che richiedono un supporto psichiatrico, mentre diminuisce la spesa pubblica per i reparti di psichiatria e per tutto il comparto che si occupa di salute mentale. Un disagio che cresce soprattutto nei giovani nella fascia d'età tra i 14 e i 24 anni, in cui i casi di esordio nella regione sono aumentati negli ultimi 3 anni del 57%. Dei 1158 pazienti minori di 14 anni ricoverati nel Veneto, solo il 17% dei casi è stato ricoverato ai reparti di neuropsichiatria. Questo non va bene. Noi insistiamo sulla prevenzione in tutti gli ambiti, ma voglio dire, nell'ambito della salute mentale abbiamo un incremento che è stato quantificato il 30%, voglio dire, dell'utenza psichiatrica. La richiesta è che vengano date risposte ai bisogni che i sindacati dei medici pongono di fronte alle difficoltà che quotidianamente si trovano ad affrontare in corsia. Occorre personale, occorrono strutture. Benissimo il lavoro, la conferenza che è stata fatta, voglio dire, di approfondimento, ma poi dopo bisogna applicare, investire economicamente nel personale. Sì, ci sono disturbi mentali e poi purtroppo c'è anche l'inciviltà, la violenza, la dabbenaggine di giovani che uccidono per le strade, come è successo a Roma con i 5 youtuber che hanno investito l'auto dove c'era una famiglia a bordo, è morta una bambina e stavano filmando per poi avere molti like. Come si può credere di essere un vincente solo a bordo di un SUV affittato? Ma che razza di vite vivono questi ragazzi? Povera famiglia distrutta, poveri noi. Le parole dell'attrice Anna Foglietta, che è molto spesso qui in Veneto, è stata anche recentemente alla Mostra del Cinema di Venezia con un suo film. È tutto per oggi, è tutto. Grazie ancora a Italo Morao e a Mattia Pizzaia in regia. Ci vediamo stasera a Focus. Vi ricordo una lunga intervista a un principe del foro, l'avvocato Maurizio Paniz, sul caso Yannakopoulos a Bramezza. Grazie, a più tardi.